Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci insieme, ben ritornati, era un po' di tempo che non ci vedevamo, con Massimiliano Schiavon, Presidente Federalberghi Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tra l'altro imprenditore, per cui è nel settore perché ci lavora attivamente con delle strutture alberghiere collocate in località strategiche e quindi può darci anche un po' il punto della situazione. Sì, è prestissimo per fare dei bilanci e delle considerazioni effettivamente per le festività pasquali che sono appena passate, però Presidente, danno anche ai nostri telespettatori che magari non tutti sono del settore, oppure alcuni magari lo sono, hanno piacere di sentire dalla sua voce autorevole, dal vostro punto di vista, come sono andate le cose, perché poi ognuno vede dal proprio piccolo angolo prospettico, non c'è stato ancora modo di confrontarsi con gli altri, se non prima in previsione, no? Quando si facevano le valutazioni a riempimento, meno, disdette, ci sono, non ci sono, insomma, che cosa vi risulta? Beh, certo, allora noi cerchiamo di fare gli operatori, gli addetti ai lavori e quindi di non basarci solo ed esclusivamente sulle sensazioni, ma di analizzare i numeri, e abbiamo a disposizione anche delle piattaforme tecnologiche che ci danno un po' quella che è il trend, la tendenza, il tasso di occupazione delle nostre strutture, e su queste ci siamo affidati per fare un po' un'analisi pre-pasquale e diciamo a consuntivo dopo la Pasqua. Abbiamo avuto sicuramente l'aspettativa di una Pasqua che non era come il trend che ci aspettavamo dell'anno scorso. Quest'anno la Pasqua arrivava in modo anticipato, no? Di una decina di giorni rispetto al 2023. Ciononostante devo dire che sulle coste, diciamo, delle nostre spiagge del Veneto, nonostante delle condizioni climatiche decisamente non favorevoli, abbiamo comunque registrato dei tassi di occupazione intorno al 60-65%. È chiaro che gli operatori speravano nelle ultime ore a ridosso della data d'arrivo di fare qualcosa di meglio, però direi che non direi male, tutto sommato abbiamo registrato sì, una buona volontà da parte dei clienti italiani, ma anche stranieri. Sono venuti giù molti tedeschi e molti austriaci a fare questi giorni di Pasqua anche lungo le spiagge del Veneto. Ecco, che cosa, interrompo un attimo per capire, soprattutto il turista straniero, che cosa ha cercato, che cosa nelle nostre spiagge in questo periodo? Ma in questo momento è chiaro che non si attende di venire nelle spiagge del Veneto per stare sotto il lettino a prendere il sole. Certo, se c'è un po' di sole non guasta, e loro sono i primi a chiedere di poter uscire, di stare magari a bordo delle piscine e delle strutture, nonostante le temperature non siano ottimali. Però c'è anche una grande attenzione all'ambiente, al fatto di poter passeggiare in un ambiente tipo le spiagge, che magari non sono ancora così attrezzate ma sono libere, hanno decisamente un loro fascino, e soprattutto di approfittare, devo dire, dell'offerta enogastronomica, che comunque è attiva, è viva, e sempre più ristoranti restano aperti anche nei periodi, diciamo, pre e post stagionali, dando quindi una prospettiva alle persone di poter assaggiare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. E poi non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo sempre le nostre città d'arte, sempre grandi attrattori come Venezia, come Verona, come Padova, che sono sempre comunque facilmente raggiungibili a poche ore dalle nostre spiagge, che sono sempre un elemento diciamo di grande vantaggio da poter spendere nei confronti di questo tipo di clientela che ama il bel paese, che ama il bel vivere, e questo noi dobbiamo cercare di continuare a dare ai nostri ospiti. Infatti noi ci rendiamo conto che per chi vive in zone della Germania, in zone dove c'è un clima anche un po' più rigido, solo il fatto di andare vicino al mare è un qual valore aggiunto incredibile, per cui effettivamente per noi a volte risulta difficile perché siamo abituati al mare, caldo, belle giornate, però diciamo che c'è una forma di turismo diversa. Ma noi di questo non ce ne dobbiamo mai dimenticare, perché il rischio è proprio di darlo per scontato. Vivere ad esempio lungo la costa nel periodo invernale può sembrare un'esperienza non particolarmente, come dire, entusiasmante. In realtà ha un fascino incredibile anche nei periodi diciamo fuori stagione. Devo dire che qualche operatore ha anche incominciato a capire che esiste un target di clientela che predilige addirittura di venire nel pre e post stagione, che sono periodi normalmente un po' meno affollati, no? Dove quindi si può vivere la natura
natura, l'ambiente, le zone circostanti e appunto l'enogastronomia che le dicevo prima. Certo. Però non c'erano solo le spiagge che a Pasqua hanno funzionato, devo Infatti, dire che... Come è andato il resto? Sì, devo dire che le terme hanno fatto un exploit molto positivo, d'altra parte questo avviene Ancora? Spesso. Sì, è un trend che si sta ripetendo ormai da qualche anno ed è chiaro che nei casi in cui abbiamo delle condizioni meteorologiche non favorevoli, le terme e le città magari ne hanno da godere di più rispetto a altre realtà, e così è stato. Abano, Montegrotto, il nostro bacino termale ha lavorato davvero molto bene, avevamo quasi occupazioni dell'80-88% a una settimana prima della Pasqua, che sono arrivate probabilmente a sfiorare il sold out, se non addirittura averlo consolidato nei giorni, diciamo, gli ultimi proprio della domenica e del lunedì di Pasqua, quindi molto positivi. Le città d'arte hanno avuto invece un recupero negli ultimi giorni, le ultime 48 ore prima della Pasqua. Addirittura sottodata. Molto sottodata, si è atteso probabilmente qualche indeciso che voleva optare magari per le destinazioni della costa, viste le condizioni climatiche, ha virato per una vacanza all'insegna della cultura, e grazie appunto a Venezia e grazie a Verona queste due città forse hanno attratto e hanno avuto un picco nelle prenotazioni delle ultime ore, che non si è verificato ovviamente per le zone costiere. Il lago è in linea con la costa, che è un altro dei nostri prodotti, un fiore all'occhiello. È un punto di forza del lago di Garda, del Veneto, non solo per la parte appunto, diciamo, chiamiamola leisure balneare, ma anche e soprattutto per la parte dell'enogastronomia. Lì abbiamo veramente delle grandi eccellenze, poi insomma il mercato soprattutto tedesco è molto sensibile a queste eccellenze che vanno dal vino all'olio e appunto alla gastronomia. Credo che sono fattori importanti sui quali bisognerà continuare a investire in maniera significativa, senza perdere quella che è la nostra vera identità, cioè l'essere italiani, e senza stravolgere con cucina internazionale. Noi abbiamo un territorio straordinario, abbiamo dei prodotti di prima scelta e dobbiamo continuare a puntare su questo, secondo me. E poi amano molto anche le escursioni, a prescindere dal tempo, si muovono, vanno a fare camminate, trekking un po' ovunque, mentre noi siamo un po' più resti, noi italiani, quando vediamo un po' il maltempo evitiamo, no? Invece diciamo, loro imperterriti affrontano qualsiasi situazione. Sì, sono un po' più, diciamo, avventurosi temerari da questo punto di vista. Io stesso, guardi, ho avuto modo di parlare con alcuni ospiti delle nostre strutture e di avere questa conferma, no? E a volte, scusandoci, ci dispiace un po' per il tempo che avete trovato, e dicevamo come risposta, ma guardi che per noi non è un problema, siamo venuti qui per rilassarci, per leggerci un libro, per camminare sulle vostre spiagge, per fare un giro con le biciclette, per fare un po' di trekking anche all'interno della laguna. Ci sono dei percorsi straordinari, quindi forse siamo noi operatori che dovremmo credere un po' di più al valore di tutto questo e puntare nel prossimo futuro a temi che soprattutto mettono l'ambiente al centro, no, delle scelte strategiche e delle prossime decisioni che saremo tenuti a prendere in termini di investimenti. Infatti dopo ne parliamo anche di questo, perché abbiamo parlato con tanti operatori del settore immobili, ristrutturazione eccetera, di questa direttiva green, che è interessante. Siamo stati anche sollecitati dai telespettatori di affrontare questo annesso al settore turistico, ma ci arriviamo. Turismo di esperienza, Presidente, è cambiato qualcosa? Se ne parla un po' ovunque di questo trend di cambiamento nelle aspettative del turista, di chi diventa turista, perché poi prima o poi, in un momento o nell'altro, tutti diventiamo turisti. Guardi, io dico spesso e volentieri, uso un termine che vale per i nostri operatori, cioè per fare turismo bisogna fare i turisti, cioè bisogna mettersi nei panni di chi è poi l'utilizzatore di un prodotto che noi andiamo a proporre. Il trend non è cambiato, si sono un po' accelerate alcune sensibilità rispetto al passato su alcuni temi, che sono quelli poi magari che ne discuteremo, appunto legati alla sostenibilità, all'efficientamento energetico, al green. Poi siamo di fronte a delle generazioni di clienti diversi. Adesso ci sono delle generazioni giovani che incominciano a muoversi, a frequentare le nostre strutture, che hanno delle aspettative di un certo tipo. Ci sono i clienti magari un po' più classici, chiamiamoli così, che hanno aspettative diverse, quindi anche il modo di rapportarsi con gli operatori è più diretto, è più fatto di relazione, e quindi
un po' meno tecnologia, mentre per i giovani apprezzano molto di più queste, diciamo, innovazioni tecnologiche di cui dovremmo sicuramente tenere conto. Ma quello che sta alla base, che ci sia tecnologia, che ci sia relazione diretta, è sempre la parte esperienziale. La parte esperienziale non è solo una bella camera o solo un bel mangiare appunto nei nostri ristoranti o un bel territorio, ma è un mix, cioè la capacità combinatoria che l'operatore ha di mettere insieme tutti questi aspetti, seppur per un breve periodo di soggiorno di un cliente. Più sei capace di mettere in campo un equilibrio di questa capacità combinatoria di più elementi, più si fa anche un'innovazione di prodotto, che è forse una delle cose più richieste in questo momento nel nostro settore per garantire la competitività delle nostre aziende. Infatti anni addietro era la struttura che si presentava, uno sceglieva la struttura, adesso invece molti scelgono anche il pacchetto connesso, no? Che tipo di esperienza ti può far vivere quella struttura, anche se non è magari una posizione centrale, per alcuni turisti, magari anche quelli più giovani, anche se non è centralissima ma in una location particolare dove ci sono delle opzioni diverse, dove c'è qualche cosa che ti contraddistingue la tua vacanza, allora puoi muoverti anche da una città vicina a quella location, perché lì farai quell'esperienza che ti farà staccare la spina, che poi è questo, no? Io credo che nel momento della scelta di un cliente, ma non è un tema che nasce recentemente, c'era anche prima, sebbene forse in modo un po' minoritario, ma il cliente ha delle aspettative di trascorrere un periodo di vacanza in un certo modo e vivere determinate emozioni, quindi il processo di scelta non è dalla struttura verso la destinazione, ma dalla destinazione verso la struttura, cioè prima cerco di individuare dove voglio andare perché so che in quel territorio posso fare determinate esperienze. Pensiamo ad esempio al cicloturismo, quanto vale da questo punto di vista. Per citarne uno, ma ripeto, ci sono tutti i percorsi dell'enogastronomia che sono altrettanto importanti. Noi abbiamo recentemente il nostro governatore che ha lanciato l'eroica, no, del percorso sui nostri colli per quanto riguarda il prosecco, le cantine, altra eccellenza importante, fa sempre parte del pacchetto esperienziale. Quindi io credo che gli operatori però l'abbiano capito da tempo, cioè il prodotto deve essere apposto in termini di accoglienza, di fruizione dei servizi della struttura ricettiva, ma poi deve essere assolutamente in grado di dare informazioni qualora il cliente non le abbia già ancora prima di arrivare, perché spesso capita a volte che può capitare, insomma, che il cliente abbia delle informazioni che gli operatori magari non sono ancora così sensibili e poi piano piano si adeguano. Molto spesso il cliente vuole sapere se noi siamo a conoscenza di quell'eccellenza sul nostro territorio, quindi è importante anche la formazione degli operatori stessi. Allora se lei pensa che adesso si pensa alla montagna solo per andare a sciare, non è così. Si pensa al mare solo per andare a prendere il sole, non è così. Cioè anche se io faccio una scelta di questo tipo, mi aspetto però di fare delle esperienze che non siano solo legate esclusivamente a quel tipo di classico prodotto. Questo cosa vuol dire? Che gli operatori di queste aree devono anche informarsi e mettere in rete la comunicazione e la fruizione di alcuni servizi che vanno anche oltre al prodotto classico, che può essere quello montano, l'acquale, balneare o della città d'arte, e quindi dare questo tipo di informazione al cliente, ripeto, quando questi magari non l'abbia già ancora prima di arrivare, perché oggi con internet e la tecnologia tutto questo è molto disponibile. E quindi formazione continua, questo è un altro aspetto molto importante che ci avvicina anche ad altre tematiche calde. Facciamo così che andiamo in pubblicità qualche secondo, voi restate sempre con noi su 19, ci ritroviamo con il Presidente a tra poco.